I privilegi dei senatori, almeno a tavola, possono essere alla portata di tutti in un paio di ristoranti del Vicentino che hanno introdotto alcuni piatti a prezzo calmierato stile Palazzo Madama. Così, per chi si affida alla cucina di due ristoranti a Romano del Zelino, prendete nota, può gustare del riso all'inglese o tagliolini casalinghi a 1,60 €, ma può strafare spendendo ben 2,5 € per degli spaghetti pomodoro e basilico. Il menù del Senato, come è stato battezzato dal titolare dei ristoranti, ovviamente è una provocazione. Noi crediamo che questo menù a questi prezzi durerà al massimo un paio di giorni. Il 31 agosto si apre la 68esima mostra del cinema di Venezia. In anteprima vi mostriamo una spot che in qualche modo inaugurerà la rassegna cinematografica, uno spot benefico. Vediamo di che cosa si tratta. E oggi qui con noi a portarci in anteprima questo spot abbiamo proprio il presidente dell'associazione Rugby for Life, abbiamo con noi Emanuele Dallan, campione nazionale di questa disciplina sportiva, anche se, buongiorno e benvenuto, hai lasciato il campo, però c'hai ancora la palla ovale. Il campo si lascia solamente idealmente, ma siamo sempre in campo in un altro progetto, ma che ha ancora più valore. Che cos'è Rugby for Life, associazione benefica che presentate alla Mostra del Cinema con un video che ha avuto la firma della regia di Antonello Bellucco? Rugby for Life è un'associazione che nasce da un gruppo di amici. Rugby for Life, la solidarietà, quando si vede una palla ovale sorge spontanea, no? L'associazione con la solidarietà. Il terzo tempo è tipicamente del rugby, quindi la condivisione, mi spiegavi prima fuori onda, perché nel rugby per arrivare a meta bisogna andare indietro per poi andare avanti, e questo già è molto istruttivo ed educativo. Esattamente, per poter fare meta, far punti nel rugby bisogna passarsi la palla indietro e correre in avanti, un po' un controsenso. Ecco, le mete di Rugby for Life, le mete proprio di solidarietà, possono sembrare di piccolo cabotaggio, no? Legate al territorio, aiutate l'ospedale Caffoncello, aiutate persone che hanno bisogno in questa area, perché volete la sicurezza dell'obiettivo raggiunto. Siamo un'associazione molto giovane che nasce nell'aprile del 2009. Abbiamo bisogno di radicarci in un territorio per poi espanderci. Anche per essere efficaci, non ho più tempo. Esattamente, per essere efficaci. L'obiettivo e l'efficacia è fondamentale per quanto riguarda... Per andare in meta. Per andare in meta. Nella vita. Con Rugby for Life. Rugby for Life, ringrazio Emanuele Dallan, non c'è più tempo, il tempo è sempre tiranno, ci rivediamo alle 19, ricordatevi di questa associazione Rugby for Life, il rugby e la solidarietà. A tutti, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.